Professor Angelo Costacurta, Vini Proibiti, la sua ultima fatica letteraria, ecco, quali sono questi vitini e perché questi furono quasi una scelta obbligata? Sai, sono quegli ibridi, alcuni molto antichi vuol dire che hanno 200 anni, altri un po' meno, costruiti un po' dopo, che a un certo momento nel 1931 in Italia e in altri stati anche prima sono stati proibiti perché si rischiava, le motivazioni ufficiali dice che in generale si rischiava di abbassare troppo il prezzo dei vini, di peggiorarne la qualità media, ma soprattutto di far sparire le varietà tradizionali come il Merlot, il Cabernet, lo Chardonnay, eccetera. Queste sono state le motivazioni che poi sono state inventate altri problemi tipo il metanolo eccetera, ma che in effetti non esistono. Secondo lei, visto che alcune di queste malattie che erano presenti all'epoca non sono ancora state debellate, pensa che il ritorno a questo tipo di vitigno sia una cosa necessaria? No, io direi di no. Queste sono delle curiosità interessanti che possono dare delle produzioni così di nicchia come lo sono tante altre varietà anche di vinifera, piccolissime produzioni. Poi la scienza ha fatto dei progressi, la genetica ha fatto dei progressi, oggi esistono delle varietà con una certa resistenza, anche migliori probabilmente di queste, ciò non toglie che noi abbiamo voluto parlarne perché fanno parte della nostra storia, della nostra tradizione. Clinton è una varietà rossa che produce con molta facilità, ovunque, anche nelle zone peggiori, nelle zone ambientalmente peggiori. Non ha bisogno di pochissimi trattamenti, quindi era il vitigno ideale per quei periodi di povertà, periodi di guerra, dove non si trovavano neanche gli antiparassitari.